Buongiorno cari amici telespettatori di Canale 36 e bentornati sulle nostre frequenze per una nuova puntata sfavillante, rombante, più che mai di Linea Grassa. Siamo qui con Alberter Bovone. Sì, buongiorno. Buongiorno. Per la puntata speciale di Pasquetta, eccolo, questo è il nostro barbecue, ci troviamo al lago di Fimon, come potete vedere, in questa splendida, amena, ridente località. Più amena che ridente. Più amena e più imene che altro. Sicuramente. E... sto preparando la zona barbecue. Esatto. Con dei guanti altamente professionali. Cos'è questo casino qui? Andiamo via per piacere, via giornalisti! Ecco qua. Cos'è questo casino? Se ne vada! C'ha una birra anche Se per ne la vada regia. via! Qui la concorrenza, qui è il pellicano! Il pellicano, vediamo. Ah, diavolina! Svuoto le birre, devo buttarle via. Buongiorno anche a Vincenzo Davidson. Ma eccoci qui in compagnia di Silvia Parodi per l'angolo delle ricette, naturalmente offerte dal nostro sponsor ufficiale, ovvero SEO Miracoloso, il condimento dei campioni. La signorina Silvia quest'oggi ci ha preparato delle splendide ricette portate da casa che adesso ci illustrerà. Che cosa ci ha portato di buono? Sono di qua. Sì, sono di qua, perfetto. Convinto che fosse nel thermos della pedalogica, invece la copertina è sotto lo zebrato, leopardato. è una torta salata Attenzione, con salsiccia, funghi. facciamo una zoomata. Dall'aspetto sembra veramente... Fatto con le mie manine con tanto amore. sembra veramente invitante. Questo dopo. Attenzione. E lì cosa c'è? Attenzione. Aspetta che l'arma contundente. Però direi che l'aspetto è molto sublime. E questa? Olè, torta con le fragole. Complimenti, brava. Questo in 2 giorni tipo, hai lavorato 2 giorni. Ah, tutto ieri? Sì. Boiaca? Oltre Facciamo a una 2 chili di zoomata. agnello che ho fatto per il pranzo. Notare la cura con cui questi piatti sono stati preparati, attenzione. L'aspetto è sempre più invitante, direi. Bene, perfetto. E quindi degusteremo queste pietanze sublimi e succose. Succosissime. Dopo il cucinaggio della carne che la nostra troupe si sta preparando a mettere sulla griglia, naturalmente preparando il barbecue. Bistecche di cavallo nel caso. Esatto, volendo abbiamo anche degli equini ancora vivi, il problema è disarcionare i fantini, però vabbè. Freschissimo. Complimenti, veramente. Grazie. Ma avviciniamoci all'angolo di cottura, dove troviamo anche Luana Grella, signor Ginchi, buongiorno. Buongiorno. E soprattutto, guardate! Bevi Cinar! Per favore. Bevi l'amaro del prete! Andiamo, Fanno spremendo un prete? citazione da Balasso. Abbiamo deciso di cucinare delle mattonelle di legno oggi. Grandissimo. Sì, perché la carne ci fa schifo ormai. Perfetto. Eccoci di nuovo in compagnia di Silvia Parodi, la nostra cuoca provetta, che ci presenterà ora la carne che andrà oggi sulla griglia. Coscette di pollo in confezione Risparmio, che siamo in tanti. E Ci può dire, scusi, dove avete acquistato lei e il buon Vincenzo Davidson? È l'altro sponsor della giornata ed è la filiera di Loreggia. La filiera di Loreggia, attenzione, segnate questo nome cari amici ascoltatori. Carne buonissima a un prezzo modico. Esatto. Direi decisamente modico. C'è anche la mozzarella in vernizi? Sì. Bene, quelle sono le coscette di pollo, poi cosa abbiamo? Altre coscette di pollo, 1 tonnellata, tutto il ponaro, squartà bene. Mentre i nostri amici intanto hanno acceso nel frattempo il fuoco, prego. Salsiccismo. Salsiccismo. E anche Salsiccia salamella nodi. che era stato usato per la torta salata. Ho già l'acquazzone in bocca. Costolette. Fantastico. Costolette. E la madonna. Quanto mangiamo io un po'? Quei bocchine nobili che ci ritroviamo. Ah beh sì. No, perché? Per carità. Salama. Questo Provate qua a sentire l'odore. da casa sentiranno sicuramente il profumo.
E da pulenta. Polentazza, chiaramente, E metà qua ne andrà poi- mangiata cruda, Sì, probabilmente sì. vista E la qua fame. È finito, basta. Perfetto, Non è bene. un pozzo senza fondo, non è il frigo di Mary Poppins. Però insomma si difende bene. Onesto. Bene, bene. Bene, adesso procederemo con la preparazione del seo miracoloso. E Credo che siano arrivati gli altri perché ho visto una punta bianca proprio in quasi. Mm. No, è andata su di là. sono andati su di là. Cazzata. Niente, nessun problema. Taglieremo tutto. Qui è il vostro Alberter Buvone che vi parla dal lago di Simone, Sì. detto anche lago di Fimon, Buongiorno, sono dove c'è il nostro Ricky Conti che sta per preparare, riattare famose piattiere di... Attenzione, il seo miracoloso che è il nostro sponsor ufficiale. Preparato ognato con e tanto amore. poggiato con tanto amore dal nostro Ricky Conti. E un altro sponsor della nostra giornata. Sentiamo dei Marco, vengono dalla Luana. Guarda, Buona detta che Grella, prepara i vestiti per che quando prepara dei comincerà a sacchi diluviare, neri. nella quale ci butteremo alla fine di questa splendida giornata. Abbiamo i famosi thermos della Esatto, il guerra siluro fredda. del dottor Zimmermann, made in West Germany, come potete notare. Qui dentro è freddo ghiacciato, ma qui dentro c'è un caffè bollente, rovente a 2000 gradi. A 2000 Bene. gradi, perfetto. La signorina Silvia Parodi, non capisco un cazzo. Vai La tranquillo, Parodi. vai tranquillo. La Parodi. Non ti preoccupare. Scusate, il nostro Ecco, lei cronista. ci illustrerà esattamente. Ora prepareremo i piatti. Lei Qui ci sono disporrà. dei bellissimi quarti di gallina. Oggi abbiamo, come abbiamo visto dalla presentazione di prima, molte pietanze, molti tipi di carne, tra cui però anche il pollo, che essendo quello più lungo da cucinare metteremo sul fuoco prima. Quindi la preparazione principale andrà sul pollo. Concentriamo quindi le nostre forze, signor pollo. Conti, sul pollo. Esatto. Ho preparato dei piatti così se vuole può già iniziare. Mentre io mi accingerò a preparare il seo miracoloso. Benedetta, posso chiamarti Benedetta allora? Cotto? Ho mangiato. Poco pollo. Un po' di Un olio. po' di olio che la mia dietologa sarà molto contenta. Dovremmo aiutarci perché qua ci sono delle fastidiose pendenze. Quello è aglio? No, questo è solo un treppiede per tenere il piatto dritto. Perché l'aglio argentato è... Guardate, ecco. Poco olio, mi raccomando. Poco olio perché poi non si sa mai. I nostri rosmarini che servono come spolverini. Dopodiché, attenzione perché non è finita qui, un limone si taglia a fette. Vediamo le nostre E ricette. chiaramente la preparazione è la parte Attenzione, più attenzione. importante. Ecco, La concentrazione innanzitutto. esatto. Una la mettiamo a bagno in modo tale che diventi, prenda anche il gusto. Poi spremiamo un po' del succo del culo, detto in termine tecnico del limone. Rimuoviamo i semini che sono sempre un po' fastidiosi. Naturalmente noi amiamo l'ambiente, quindi gli restituiamo quello che gli togliamo. Ciò che ci ha dato madre. Esatto. Attenzione, ha parlato Benedetta. Nei suoi interventi tra una pubblicità e l'altra si Sapete permette cosa? di Mi fate una dialogare. cortesia, mi aprite che State, è un po' di carta, sì, non guarda, non io guasta. Vediamo se Ricchi Conti in difficoltà. Golosa. Chiede aiuto quale alle. difficoltà, perché? Assolutamente. No, Siamo volevo, Luana. volevo dire che abbiamo tentato un esperimento oggi, abbiamo inserito degli spicchi d'aglio puro, vivo, decorticato e particolarmente cane, deanato nell'affarismo. Quindi probabilmente chi dovrà essere intollerante per forza all'aglio Ne beneficerà. cazzi suoi. Ecco, quindi noi prendiamo un cucchiaio, lo togliamo in modo tale che chi dovesse rompere i coglioni non avrà modo di farlo. Vediamo che intanto lì si propaga un incendio di dimensioni inaudite. Beh, ha preso un po' di profumo, dai. Signor Conti, quanto durerà la preparazione di. No, 2 secondi, guarda. Ah, ok. 2 secondi. No, perché volevo Chiedevo far vedere come si, C'era la pubblicità da mandare. come si applica. No, la pubblicità può aspettare, la nostra televisione La reclama può aspettare. funziona un po' diversamente dagli altri. Ecco, noi prepariamo aggiungendo la polverina magica nel Poca, nostro- mi raccomando. Sì, poca. Sembra talco ma non è, serve a dare l'allegria. Esatto. La quale spirituosasine della Benedetta si fa notare. Io le direi basta, se lei Sale, vuole pepe. continuare. No, ma bisogna amalgamarlo, che cazzo. Comunque adesso chiudiamo il nostro vasetto. Ora anche un goccio di Lo vino per riponiamo- caso all'interno. Un goccio di vino.
una goccetta di vino rosso. Ricordo che in altre occasioni lo Scusi se mi sono permesso, ma assolutamente, pensavo fosse Bubone, gradita. lei è assolutamente tutta la mia Questo è il famoso bambino. Sì, ma forse anche troppo poco, probabilmente. Questo è il famoso bambino di 3 litri. Ecco, io per evitare distruzioni di massa farei così. Prima ne assaggi un po'. Esatto, beh, chiaramente il sommelier deve... Allora abbonda. Abbonda. Visto che è il primo. Alla salute a Alla voi, salute. cari amici telespettatori, ad Alberto Erbuvone, alla parodia, alla... No, la parodia alla è... Grella e ai nostri Buona amici... Grella. E i nostri amici piromani lì in fondo. Ah, sì. Può andare? Buono? Sì, sì. Ok. Sì. Ora ne versi un po' anche sul piatto. Adesso Un rosso corposo, molto buono. Ah, un retrogusto di china. China calissana. China calissana, retrogusto di quercia siberiana. E... E gli dispiace buttarlo. E ne ora ne verseremo un po' dell'intruglio. Adesso 2 litri nel tuo stomaco e 50 cl no? Guarda che secondo me puoi anche abbondare. Evapora Così? subito. Sì, Ok, perfetto. là. Ah, Perché questo è frutto di dosi particolarmente studiate prima, quindi... Ecco, allora adesso L'alchimista. prendiamo il nostro frustino da jazz e cominciamo ad amalgamare. E cominciamo ad amalgamare. Poi naturalmente ricordiamo che in teoria questa cosa si amalgama con la sanguassa del porco e quindi la ricetta diventerà Sarebbe tutto ancora più molto più buona. buono. Esatto. guarda com'è pastoso. Perché Salame. io lo assaggerei anche Ricordiamo quasi. che in natura questa pozione magica che sta creando il nostro Ricky Conti si crea all'interno dello stomaco crasso dei maiali e viene riprodotta qui ora per Cos'è, noi. bile? È un ritrovato Di nuovo la della- sagazza di Benedetta si può notare Si negli chiama intermezzi. Silvia, però va bene lo stesso. No, Benedetta è la parodia. Ah no, Silvia sono la Prodi. terza sorella. È la Ah, la terza terza. sorella. Guarda che... Ecco, adesso vediamo un po'. Lo assaggio anche quasi qua. Dai. Ma sapete che io sono amante di queste Io ho cose. le tentazioni di allontanarmi da qui e andare verso i piromani. Posso? È buono. È buono, È buono è almeno. buono, per fortuna. Bene, dopo la preparazione di questo ritrovato, vi lasciamo alla cottura della nostra carne. La vostra Silvia Parodi vi parla dal lago di Simone, come è stato detto prima. Questa è la telecronaca diretta dell'insaporimento della carne da parte del nostro Ricky Conti. Qui per Lina Grassa, e lasciate che vi introduca gentilmente al nostro pubblico il nuovo ospite della trasmissione. Attenzione signore e signori, Paolo Salve, amici. Roberto Ganascia. Benvenuti in questa nuova puntata di Linea Grassa qui al lago di Fimon. Ovviamente il nostro cronista storico Ricky Conti è qui con noi che si sta già Smazzando. dedicando all'arte culinaria ben nota, che sapete, della carne ai ferri, alla griglia e all'impasto e all'ingrasso, e chi più ne ha chi più ne metta, vaffanculo a te, vaffanculo a me, vaffanculo a tutti. E buonanotte a Silvio. E un saluto, saluto anche a Daniela Ganascia. Canale. Daniela Ganascia. Attenzione, riprendiamo gli scarponi. Immobiliare. Gli scarponi anti-infortunistici di Canale 36, modello Pedalogica 2012-2013. Noi siamo già avanti, oltre È la l'estate. nuova stagione. Gore-Tex piumino d'oca, nonché sfoderabile, spalmabile, cremomisabile. Bene, ecco, allora. Spiego agli amici da casa cosa sto facendo. Allora, stiamo insaporendo qua il pollazzo. Il pollazzo, come abbiamo detto prima, è quello che ci metterà più tempo per cucinarsi. Olio extravergine d'oliva. Olio extravergine d'oliva, seazzo, seo miracoloso, limone, ricordiamo la ricetta, e un po' di vino rosso Cabernet, di quello sfuso. Sì. Abbiamo preparato l'amalgamo e adesso lo insertiamo. Grazie al nostro frustino da jazz. Vedete come deve essere omogeneo il liquefazzo fatto di sangue e olio. Infatti stavo appunto per spiegare che Scusi lei? Scusi lei? Lei? Io sono sempre dà fastidio? Alberto Per Bubone, vi ricorderete di lui per film come
Magnum PI Magnum e PI. Sharon Stone. No, dicevo che il fattore del come si dice, densità del preparato non era casuale, perché essendo un preparato molto delicato E soprattutto ed essendo la cottura molto elaborata, nel senso che questo pollo resterà per una buona mezz'ora se non 3/4 d'ora sul fuoco. Questo è per il cuoco. Grazie, molto gentile, anche perché Goago è arsa. Questo qua, essendo molto denso, si insinuerà meglio nell'interiora del Daniela beva della birra. volatile. E poi altro. Va bene? Ecco, io direi che può bastare. per il momento ci salutiamo e ci ritroveremo più tardi sempre in queste frequenze medio-alte e a più tardi al Con Lago di Paolo Fiumont. Roberto Ganascia. Cin cin. Your captivating eyes, the subtle way you smile, sets him in a spin. The subtle way you smile. Sono il figlio delle radiazioni, delle televisioni, delle dosi di veleno della mia città, dove il dio cervello è pieno vuoto a metà. Che cosa cucino oggi? Ma mi è rimasto solo dello scapino in frigo. Ecco la nostra ricetta quasi terminata, ovvero fonduta in fricassea, cucinata con il pentolino del Klondike, di provola e gorgonzola. La parte più esposta alle intemperie è il mal de culo. Chi è che c'ha il mal de culo? Ecco perché noi pazzi di Canale 36, invece di comprare della carne fottuta da fare alla griglia, ci ostiniamo a comprare carne da brodo, la carne da brodo. Pane. Ho fame. Questo è il salamello offerto dalla filiera di, come si chiama? Filiera di Torreggia. Loreggia, Torreggia. Sodomia e Gomorria da parte di Vincenzo Davidson, che con questa pettinatura Donnie d'Arco ci sta portando un panazzo da 2,5 quintali per intingere il salamello. Com'è questo salame? Ci dica. Cosa? Lunch. Bene. Grasso. Che bontà. Ma non mi mangia! Me lo dai o no? No! Bastardo, l'ho leccato. L'hai leccato anch'io? Sì. Adesso è tuo, ok? No, mangio pure. Puttana. Lo mangio? Sì! Che bontà. Ho del pane. Biscottato. Ecco come... Orsaga! Daniela! Daniela!
Dica meglio che bocca viene aperto. Ecco il pollazzo preventivamente insaporito. Notate la professionalità di Alberto Erbuvone che quest'oggi con arnesi di altissima qualità, guanti ignifughi Cavate, via. e una voglia smodata di nutrire i suoi amici e commensali, ripone sulla griglia quest'ottimo pollo. Bravissimi. Quello è grasso, sì, Giacomazzi. Galeazzi che cola. C'è del fuoco. In Danimarca e anche in Italia. Passa un pensiero per la testa e cosa fa lui? Scorreggia! Perché te che butta birra sulla corna? Poverato. Tu sai che quella coscetta però non l'ho raggiunto adesso. Quella è nostra. È sempre la vostra Silvia Parodi che vi parla dal lago di Fimo. Assistiamo al rabbocco da parte di Ricky Conti del preparato magico. Siamo al terzo rabocco, attenzione, la quantità incredibile di carne, in più si sono aggiunti altri due ospiti del pubblico che sono venuti a trovarci quest'oggi nella nostra linea grassa speciale in diretta dal lago di Fimo. E dicevo, avendo portato anche loro... Cosa? Vuoi un cucino di birra? No? Ma sì, butta! No, è che c'è già il vino. Avendo portato anche loro carne, avremo sicuramente bisogno, come potete anche notare, di un terzo rabocco del nostro seo miracoloso. Pregherei la regia di inquadrare le costicine. Sono già inquadrate. Perfetto, grandissima, la regia è la migliore che abbiamo su questo panorama televisivo. Ecco, aggiungiamo di nuovo un po' di polvere. Forse erano già inquadrate, non mi ricordo. Sì. Comunque l'ho incontrata seconda volta. Insomma, vedere delle donne ogni tanto non fa male. Sempre uomini. Ecco, casin. No. E il tocco magico di quest'oggi, oggi abbiamo provato la variante, ricordo, aggiungendo un goccio di vino, Cabernet, sfuso, delle cantine sociali Te lo tengo? di Arcugnano. No, di Arsego. Di Arsego. La cantina sociale di Arsego. Perfetto. Versiamo un goccino nel nostro calicino. Credo non ci sia più bisogno di assaggiarlo perché l'ho assaggiato abbastanza. Altrimenti arriverò alla preparazione finale un po' ubriaco. Aggiungiamo questo. Sì? Ma questa è tutta assata. Ecco, e niente, prepareremo ora le salamelle sbucherellandole. Il salame? Sbucherellandole. Ah, la Il salame birra. è stato interrotto. La birra. Ricky Conti può togliere. Ma lui è così. tutto il giorno però. Lui è così. Toccate il culo, che tocco Non abbiamo presentato il salamello al tagliaggio. Quello di tuo moroso. Lo abbiamo visto all'inizio quando era ancora bello vergine e fresco, ora si sta squartando perché le bocche nobili di questa tavolata sicuramente non Siamo giunti alla seconda ripresa di quest'oggi, dove appunto vediamo il nostro Ricky Conti che ci insegna l'arte dello spunzerellare le salsicce. Mangiamo. Attenzione! Sì, ma se la scaldo? Sì, ti Buonissima. stavo dicendo, mettila con bravo. la teglia. Senza carta perché c'è un po' una sla. Una precisazione per gli amici da casa. Voi che amate andare alle Riprendilo sagre in faccia e un mangiare attimo. le lugane che come porci, sicuramente- sicuramente avrete notato che purtroppo i cuochi improvvisati delle sagre spesso e volentieri peccano. Perché? Semplicemente perché invece di bucherellare le salsicce, Riprenderlo però. invece di bucherellare le salsicce come andrebbe Ma le hai fatto per far maciullate colare ormai l'acqua. questa sì. No, vai tranquilla. Si ostinano a tagliarle a metà. Tagliandola a metà viene fuori Tutto il lardo. Viene fuori tutto lardo e praticamente si brucia da una parte e da st'altra. E quindi invece con il nostro sbucherellaggio Come andare in fila con YouPorn alla fine, capito? Non ho capito. Come andare in fila con YouPorn. Ah, ok. Esatto. O andare all'Ottoberfest con la birra in tasca.
con la DAB. Andare in Tembordeo con Amorosa. Non è una torta salata quella. È una quiche. Cosa ridi? Allora, è arrivato il cagacazzo di turno. Non è una torta salata, è una quiche. È più buona la quiche. Ma io attendo con gioia il momento in cui mangeremo la torta salata di Silvia Parodi, regista honoris Vuoi causa. indovinare? Marco? No. Alberto. Adesso le tiro dentro il... Forse un po' di limone, Occhio che se... Ecco. anche ormai qua. E che conti? Lo utilizzeremo. Posso chiudere? Palle, piena. Se vuoi. Ecco qui la nostra ultima tranche di carne da preparare, anzi già preparata con il nostro semo miracoloso, e poi un'altra preparazione di Silvia Parodi, la cucinatrice dei campioni, che ha preparato le verdure già pregrigliate per noi. A lei. Ecco, vedete le bracciole, le salsicce che abbiamo preventivamente decorticato e sbucherellato. Uso uno dei tuoi piatti per la... Perfetto. Mastro Mazzu, Di che? questa dimensione di polenta va certo, bene? va benissima, Benissimo. va benissima, soprattutto... Grazie Mastro Mazzu. Ecco, va bene? Aiutaci Ok. tu. Ciao. Che sei un... Adesso vado a riprendere. Vi riporto il suo coltello sui orecchi conti. Grazie, grazie, molto gentile. La fine della cottura del pollame, mentre abbiamo messo la focaccia vicino al fuoco. Ecco Vincenzo Bergson. Fa fortuna che doveva mettere che 6 mesi per cucinasse. Complimenti per la griglia. Inquartate! È vero, bisogna inquartarti. Portami una birra. Non metti più il labbro sotto. Ma vuoi un bavaglino adesso? Domanda che a Silvia. Ma chi è l'architetto che ha progettato queste due griglie qua? Proprio lui! Cari amici, siamo in fase di consumazione della torta, che i nostri amici da casa non possono gustare, ma la signora Daniela Ganascia ci dirà com'è. Se avessi dei petali di rosa. Non ci sono parole. Kunemitsu Kanemoto. Com'è la torta, buona? No. Brava tua Amorosa però. Ah, i morti. Cani. Così? No, no, è sporco. Non è vero qui? Vabbè, dai. Orecchi conti, mi dia un parere, questo è cotto? Io direi che alla vista dovrebbe essere molto ben cotto, quindi propenderei per toglierlo dal suo luogo di cremazione. Scusi? Prego. Lei è molto professionale oggi. Ha visto? La vedo particolarmente attivo e soprattutto convinto e concentrato nel suo lavoro. Coordinato, bravo. È lei che ha fatto queste bellissime griglie perfettamente... Io faccio. Madonna mia. Ma cupomino sotto. Attenzione. Questo lo mangiamo finché c'è. Il pollo finché è caldo lo mangiamo, però. Come si? Non si raffredda. O no? Mangiamo? Sì. Questo posso buttarlo, no? Sì, tanto non dobbiamo più tagliare niente. In teoria. Si cadeva. Ma utilizziamo dei piatti o facciamo alla... O facciamo alla... Che buona sta torta. Che bontà. Ora che perde il tempo, che se ne crea boda. Adesso arrivo. Hai detto portarla. Qua bisogna ottimizzare i tempi. Io ti metterei come direttore dei lavori. Anche secondo me, però mi dovresti dare un po' più di potere, tipo direttore, vita o morte sui dipendenti. Oh, ma te! Inquartate! Per te un attimo girarle che si assorba il Sarà anche un seazzo. ganzo prima. È là. Ma cagasta qua sempre il qualcosa filmando a mangiare. Anche se vuoi non faccio più niente, stai da mangiare. Complimenti alla signorina Silvia Mica ho provato. per le torte spettacolari, ne ho assaggiato una fetta, era mondiale. Cosa ha detto? Stai zitta e vai a lavorare, donna. Donny Darko oggi è particolarmente ostile. Anche il dolce perché mi viene per smentegare il dolce.
Attenzione, la baguette in riscaldaggio, mentre al lato superiore sinistro la seconda torta che andremo ad inquadrare ora. Come no, basta. Mentre viene Inquartate! Ho detto che era poco. riscaldata, vedete carote, zucchine, formaggio, uova e sicuramente anche un po' di prosciutto e anche la digestione di Paolo Roberto Canascia. Siamo qui in prima linea oggi. Come vedete tutto funziona a meraviglia perché abbiamo il direttore dei lavori. Alberto Erbuvone, grande cuoco honoris causa, che oggi si è dato proprio ai fornelli al 100%. Esatto, dopodiché abbiamo il supporto tecnico. Vincenzo Davidson con questa pettinatura da Donnie Darko mentre si alcolizza e inforca porchi nella griglia. Dopo E c'è anche una baguette. Dopo c'è anche chi non c'entra niente. Tipo lui, che è l'ospite misterioso. Ed è astemio. Ed è astemio. Volete iniziare a zanare qualcosa? Ah, proprio così. Ma se lo tenevamo al caldo, Se lo teniamo al caldo. Io l'ho proposta a Bubi, Bubi mi ha detto no. ma tu parli con Bubi. Direttore dei lavori! Direttore! Direttore! Direttore, venga Direttore dei qui! lavori! Qua! Direttore! Venga qui, direttore! La presidenza la richiede. Tomorosa dà retta a Bubi che butta una macchina perché ha finito la benzina. Rendi conto? Ma cazzo! È vero però, eh? Porca Sì, troia! è vero. Guarda stato. Direttore! Ti capisci un cazzo? È proprio vero che i capi non capisce un cazzo, Vedi. Cioè, questo Ma è- secondo te perché l'hanno nominato direttore dei lavori? Una merda, non viene su. Sei un po' bruciato. Si sente aglio, roba. Peperoncino non ce n'è, quindi. Beh, dalle immagini che sembrano un documentario del National Geographic in cui i leoni azzannano le antilopi pare che sia buono. Direttore! 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 Ditemi, Mi scusi? sottoposti per cortesia. Mi scusi? Culo come una lancia te. Mi scusi? Come una lancia a tema. Un'idea così venuta al povero popolino così, io Ma noi io- merdacce. Sì, prego. chiedevo, mi scusi, se magari anche il direttore non si faccia distogliere l'attenzione da... Sì, scusa. mi scusi direttore, mi scusi, sempre mi scusi. Vuoi ferie? No, non voglio ferie, voglio lavorare di più. Di notte? Almeno soldi! Col minimo sindacale! Magari mi può togliere 2 o 3 giorni di ferie. Mi scusi, sempre il direttore. Se magari si poteva mettere La roba al lì caldo. sopra. Mi scusi, direttore, se magari ci aveva già pensato lei, questo ovviamente. Vuole Nel una teglia senso- di sopra? Ne faccia una con la sua pelle. Sì, mi squarto. Mana! Ora! E magari sa così del pane. rimane caldo tutto. Concordo con la sua iniziativa, è molto valida. Questa avrà una diminuzione di stipendio. Benissimo, grazie direttore, lei sì che è umano. E Daniela! Sto mangiando di un po' di pegno. Guardate! Senti, c'è un pane un po' abbronzato di qua, attenzione che sembra un po' Obama. La Daniela si gira e mi fa: lo sai che a me mi piace, che a me piace. Attenzione! C'è la buca della morte là se vuoi. Puoi andarti a Ti buttare. dura il cuore. Oh, tipo. Toh, vuoi un po' di birra? Ehi, Kuremitsu! Guarda che te la stavo tenendo, Kini Kanemoto. Basta, non riesco più a Lui si è cucinato il suo pollo fottuto, lo mangia e resta là, hai capito? È buono, Non è male. Cosa, il pollaster? No. Beh. Mi prendi questo pezzo quando lo butti nel fuoco? Guardate questo sanissimo liquido di cottura derivato dalla morte da morta del porco che cola verso lidi peggiori. Sì, ma a testa calda a tenere in caldo? Ah, ok, scusa, non lo volevo. Se ci fosse il buon Freddy Borromeo, ora prenderebbe il mio pentolino del Klondike e convoglierebbe quell'uame nel pentolino cucinandolo per ore ed ore nelle brosse.
Chissà se anch'io riuscirò mai a mangiare un po' di pollo. Vado a mangiare il pollo. Ecco, vediamo che la nostra seconda focaccia, la prima è stata divorata con caparbietà e velocità dai nostri commensali una mezz'oretta fa. Scusate. Mentre la seconda sta giungendo a ottimale riscaldatura, a ottimale rosolatura sulla padella antiaderente, sempre sulla griglia, preventivamente preparata per la nostra carne che abbiamo già ampiamente e goderecciamente consumato, dicevo, insieme alle verdure, tra cui anche le zucchine amorevolmente tagliate da Daniela Ganascia e da Silvia Parodi, e poi la polenta, la polentina buonissima. Bene, mentre il reparto uomini delira. Scusi signorina Parodi, ma lei con cosa l'ha fatta questa corsa? Per Beduini è stata in Porca padella. miseria! Questa cosa. Questa corsa. Sì. Porca miseria! Oh, una costesina! No? Quella. Quella di là. No. Dico al tomoroso no. Ricordiamo agli amici da casa che questa torta dall'aspetto sugumino si è riscaldata per una mezz'ora. Poi è abbandonata a se stessa. Sì, è vero, e poi è caduta. Ma io avrei glissato su questo dettaglio. Taci che è caduta come? Dritta? È caduta dritta, perché come i gatti le torte della Parodi funzionano allo stesso modo, cioè cadono sempre di culo. Infatti vedete come ora, grazie alla stagionatura dovuta alla caduta e soprattutto al riscaldaggio sulla grella, che non è lei, ecco. ma la grella metallica. Che tu sei la grella? Impari un po' di... È una lunga storia. 10 anni fa. Ragazzi, io mi alzo. Guardate questa donna encomiabile, come sa cucinare dei piatti stupendi, ha la pazienza di prepararli per dei pazzi violenti come siamo noi, e il risultato è sempre al top. Ricordiamo la memorabile insalata di polpi che mangiammo a Lavarone nel 2008, sempre ripresi qua da Linea Grassa. Tu non hai mai mangiato il mio risottino col fragole? No, il risottino con le fragole mi manca, ma potremmo tenerlo come idea per la prossima volta. Ma non bisogna tardare tanto, tra un po' le fragole sono finite. Ragazzi spostatevi, Alberto. Campo però, ritmo, dai. Questo resta qua e il resto va di là. Perfetto. Volete? Me ne dai una prima che venga divorata dai pazzi anali? Così? Sì, grazie. Però ti conviene Si tenerla rompe, perché vero? si rompe, sì. Perfetto. Che bello. Quella è mozzarella. Guardate amici, Piatto? guardate che bontà. Io ora questo lo butterò nel mio esofago. E buon appetito! Alberto, guarda che finestrine si può passare, Rimanere sospeso senza più ostacoli, giocare coi mostri delle mie insicurezze, e trasformarle in canzoni come un miracolo. Su tutta la terra che corre sotto i piedi, come un mappamondo di gesti fragili. C'è una la cerca e cerca la sua idea, e cerca la verità e il suo contrario. Forza di reagire.
batteria! Musica fa viaggiare senza partire, morire. La musica fa capire ciò che vuoi capire. Tutta la banda è un detonatore. Musica randa, con la testa e con il cuore. È mediterranea e corre a sangue caldo. Siamo noi, non rompiamo di gesti fragili, cerchiamo la gioia è dentro di noi, perché è magica la verità, non è il contrario. La gioia è dentro di noi. La forza di reagire. Ehi! La musica fa viaggiare senza partire, morire. La musica fa capire ciò che vuoi capire. Tutta la banda è un detonatore. Musica randa, con la testa e con il cuore. È mediterranea e corre a sangue caldo. Banda fa musica randa, vitamina, adrenalina, sono il carburante di questa musica. Vitamina, un applauso per Paolo Roberto Piero Peluga Nascia e per Marco Igor Inzulli Ginchi. Con le mani! Musica dalla forza di reagire. Musica fa viaggiare senza partire, morire. La musica fa capire ciò che vuoi capire. La musica fa, la musica dà, la musica fa, la musica dà, la musica fa, la musica dà, la musica fa, la musica dà. Grandissimo Piero qua secondo me. Ora ragazzi non scherziamo, lei non è. Ah guardate, questa è una tipa veramente fuori dal comune, mi ha raccontato delle storie sulle sue ferie divertentissime, tipo che un giorno era andato a Air Terminal, un casino di bomboni così, tanto per andare, No, ma ho buone possibilità. Allora ci vediamo questa sera. Una serata fra amici, una chitarra. Uno spinello, guardate. Perché sono rimasto senza macchina, l'hanno distrutta. Pensate, era la mia. Siamo tutti servi della gleba. Abbiamo dentro e fuori una Canzone triste. della gleba planetaria. Mentre marijuana ne pastiche. Dai cavate femmina! Anestetizzati da una stronza. Bravo! E su queste belle immagini vi lasciamo dalla puntata Per lo spargimento.